La votazione è chiusa, grazie. Il provvedimento ovviamente è passato. Dopo 3 giorni di lavoro in Consiglio regionale, quasi 600 emendamenti visionati, approvato il DEF, Documento di Economia e Finanza 2026-2028. 72 ore che hanno visto delle incomprensioni interne alla maggioranza, non senza tensioni con l'opposizione per la presentazione del maxi emendamento proposto dalla Giunta, poi ritirato. Un documento che segue il programma elettorale di Alberto Stefani, quel programma elettorale che gli ha permesso di vincere le elezioni a novembre del 2025 e che guarderà l'amministrazione, il futuro dell'amministrazione fino al 2030. Il presidente Alberto Stefani ha sottolineato che in un contesto complesso come quello attuale la Regione deve agire con responsabilità e visione, puntando su sanità, sociale, sviluppo economico, giovani e autonomia. Tante cose all'interno di questo documento, una tutela e una promozione delle attività del sociale, della salute, della famiglia, degli anziani, ma anche un'attenzione allo sviluppo tecnologico delle imprese. Ma è da Confartigianato Veneto che arriva la stoccata, forte e giusta, la centralità alla sanità, ma il DEF, fanno sapere gli artigiani, presenta un forte squilibrio nella distribuzione delle risorse a favore del sistema produttivo. Le piccole e medie imprese, si legge nel comunicato diramato, rappresentano oltre il 95% del tessuto economico, ma ricevono appena lo 0,8% dei fondi, in un contesto, evidenziano, già segnato da difficoltà di accesso al credito. Al centro anche il tema infrastrutturale e quello delle competenze, sempre più critico per il sistema produttivo. Nel dibattito sulla manovra viene indicata anche l'IRAP come leva da valutare in una strategia complessiva di rilancio.